Voi vi occupate anche di, abbiamo parlato di formazione, di corsi di formazione. Com'è il trend? Sono in incremento? Sono aumentati? Qual è la tipologia di corsi che sono più richiesti dalle aziende? Come vengono recepiti anche dai lavoratori? Allora, guardi, noi abbiamo formato l'anno scorso 50.000 persone, quest'anno abbiamo una previsione di 70.000. Spingiamo moltissimo perché portare formazione, erogare formazione, diciamo, speriamo che porti anche ad aumentare quella cultura della sicurezza di cui parlavamo prima. Quindi la formazione sicuramente, formare significa far cambiare atteggiamento, far cambiare abitudini alle persone. L'obiettivo della formazione è questo per definizione. Se questo venisse fatto dappertutto in maniera corretta, aiuterebbe moltissimo a cambiare questa cultura, cioè abituare le persone a operare e a lavorare in sicurezza. Quello che posso dire è che sicuramente negli ultimi anni c'è più automatismo nel formare sin dall'inizio i lavoratori, con i corsi base che solitamente hanno durate di poche ore, cioè parliamo di 8-16 ore, e sono i corsi cosiddetti all'entrata, no? Anche qui cambia a seconda del livello di rischio dell'azienda, ma sostanzialmente è una formazione che viene fatta sin dall'inizio. Una volta si tendeva, ma parlo di pochi anni fa, ad assumere e magari questa formazione farla 6 mesi dopo, 3 mesi dopo, 9 mesi dopo. O addirittura non farla. Adesso invece le aziende tendono ad assumere e automaticamente a formare subito almeno questo primo step. Perché c'è un obbligo di legge, ci sono delle sanzioni qualora possa succedere un incidente? Sì, nella sicurezza i corsi di formazione, tra cui quelli che citavo, sono obbligatori, quindi è una formazione obbligatoria, tant'è che non è agevolata, finanziata. È una formazione obbligatoria che dipende dal ruolo, dalla mansione della persona che si deve formare. Per cui comunque questa formazione che le dicevo prima è una formazione generale che va fatta a tutti, a qualsiasi tipo di mansione, a qualsiasi tipo di persona. Poi ovviamente chi si occupa di impianti elettrici avrà una formazione diversa, chi deve portare una piattaforma elevabile avrà una formazione diversa ancora, chi guida il carrello elevatore ha un altro tipo di formazione obbligatoria. Quindi per ogni tipo di mansione poi il datore di lavoro con la sua equipe di sicurezza deve individuare qual è il percorso di formazione giusta da effettuare. In un'azienda ogni quanto è obbligatorio o deve essersi raccomandato fare una formazione per ricordare le norme di comportamento, ricordare cosa fare per la sicurezza dei lavoratori? Sì, dipende da vari fattori, ma sostanzialmente se prendiamo per esempio i corsi di primo soccorso, che sono molto importanti perché sono quei corsi che tutti noi tra l'altro vorremmo fare, sono obbligatori per le persone che fanno parte delle squadre di primo soccorso, quindi di primo intervento, hanno una cadenza periodica, cioè bisogna fare l'aggiornamento ogni 3 anni. I corsi antincendio sarà brevissimo, la cadenza 5 anni, normalmente comunque ogni 5 anni la maggior parte dei corsi dovrebbero essere rifatti. Ci sono corsi che non scadono mai, però se c'è un'evoluzione nei rischi dell'azienda va fatta un adeguamento anche della formazione. Ed è qua un po' l'aspetto cruciale, che da un lato l'azienda vive ma anche il lavoratore stesso si è impegnato e tutto vive la formazione come una perdita di tempo, no? Perché vabbè, bisogna farla, poi viene anche molte volte fatta non nel modo più coinvolgente possibile, non tutte le persone sanno di comunicare bene ai lavoratori che sono abituati a fare cose pratiche di un certo tipo. E quindi bisognerebbe farne sempre di più per allertare le persone nel lavoro che svolgono, no? Per far capire: guarda che stai salendo su quella scala, lo fai per abitudine, eccetera, guarda che non puoi farlo, soffermarsi. Però dall'altro sono anche dei costi sotto certi profili. Come si può fare? Penso che per l'imprenditore o per la maggior parte degli imprenditori non sia un problema di costi. È più un problema, se vogliamo, di tempo da dedicare alla formazione, più che di costo. Quindi viene ritenuta quasi inutile, però. Vabbè, ma quelli che la ritengono inutile sono persone che probabilmente non hanno una cultura della sicurezza di nessun tipo o comunque neanche ce l'avranno. Le eccezioni ci sono sempre. Se la formazione viene fatta correttamente, quindi è, come dicevo prima, con l'obiettivo di cambiare gli atteggiamenti, le abitudini delle persone,
non trovo che venga considerata come una perdita di tempo. L'esperienza nostra ce lo dice, la maggior parte delle persone che formiamo sono sostanzialmente soddisfatte delle nozioni che acquisiscono. Come al solito ci sono enti che operano bene, ci sono enti che non operano bene, ci sono anche chi in giro, lo sappiamo perché ci sono state delle indagini anche da parte della finanza su attestati FICI cosiddetti, cioè su qualche ente che regalava o dava, più che regalava, dava l'attestato a fronte di nessuna formazione effettuata. Quindi tolti questi casi eclatanti e comunque che per fortuna sono la minima parte, dopo la cosa difficile da fare è formare bene, cioè non basta sapere per insegnare, ma bisogna saper insegnare. Saper insegnare, anche questa è una cultura. Questa è una cultura e anche una capacità. Voi avete anche tantissimi formatori che seguite, che risollecitate, riformate, eccetera, in modo da essere efficienti ed efficaci, no? nel formare, che non è una cosa di poco conto. Certo, noi effettuiamo anche corsi di formazione per formatori. Esatto. I nostri formatori vengono continuamente aggiornati, fanno corsi di formazione appositi che organizziamo per vedere di migliorare le metodologie di formazione. Molti enti lo fanno. Infatti, questo è un altro, perché sembra quasi scontato, in realtà c'è tutto anche un meccanismo per riuscire ad essere sempre costanti, presenti, sollecitare, per far sì che i lavoratori possano essere un po' più allertati, anche se questo non è semplice. Siamo un po' verso la chiusura. Solo una domanda, perché visto che lei ha a che fare anche tanto con i lavoratori, con le aziende, eccetera. Adesso si parla di aziende che cercano tanti lavoratori, tante figure professionali diverse, che non è così semplice, e che devono anche farli introdurre, farli assumere determinati ruoli in più tempo breve possibile, dovrebbe formarli, e questi lavoratori non si trovano. È difficile, oppure rimangono poco in azienda, poi vanno via da altre parti. Questo fenomeno, secondo lei, da un punto di vista proprio di imprenditore, ma anche di uomo, come lo giudica, come lo reputa? È un fenomeno eclatante, ce ne siamo accorti anche noi, ce lo siamo chiesti, cioè nella nostra realtà aziendale ce lo siamo chiesti, poi abbiamo capito che anche era un problema comune di altri, adesso se ne sta parlando. Quindi l'avete vissuto anche voi? Sì, lo stiamo vivendo tuttora. Probabilmente il Covid ha impattato, perché questo fenomeno ha preso il via con tutti i problemi che ci sono stati con il Covid. Cioè, sostanzialmente molte persone hanno cominciato a dare maggiore attenzione all'ambiente di lavoro, al clima aziendale, al lavoro da casa, che non è così male perché ti permette di organizzarti anche meglio, agli orari di lavoro flessibili, e quindi tutto ciò ha impattato nelle organizzazioni dei datori di lavoro che forse non eravamo pronti, non siamo un paese abituati a queste flessibilità lavorative in termini di orario, ma anche se vogliamo, di creare anche il clima aziendale più idoneo possibile affinché il lavoratore resta. Quindi i lavoratori appena trovano un'occasione migliore vanno via. Quindi c'è un turnover molto elevato delle aziende, noi lo abbiamo notato perché aumentano i corsi di formazione richiesti, infatti, perché quando uno cambia lavoro molto spesso poi viene rifatta la formazione, anche se spesso non è necessario, lo fanno lo stesso. E quindi quei corsi che le dicevo prima sono aumentati a dismisura. Ce ne siamo accorti da di là e poi anche noi abbiamo ovviamente il problema della ricerca del personale. Potrebbe essere, appunto, lei ha accennato una cosa che peraltro poteva anche essere interessante, cioè creare un clima aziendale, creare un team, una situazione in azienda che possa essere attrattiva per restarci, per sceglierlo come luogo di lavoro e starci bene. Potrebbe essere solo un'idea, perché altrimenti uno non si affeziona, non si lega, non ha niente che lo trattenga, se non magari uno stipendio alto dove c'è. Sì, lo stipendio è uno dei fattori, ma non è l'unico, e sempre di più è meno importante rispetto ad altri fattori. È proprio un'emotività che si può vivere oppure no nel luogo di lavoro. E d'altra parte vivere metà della vita nel luogo di lavoro significa anche dover trovare un luogo di lavoro che ti consente di star bene, perché se noi dormiamo 8 ore al giorno, le altre 8 lavoriamo, poi abbiamo altre 8 ore libere, ma poi con gli spostamenti e con quant'altro la maggior parte della vita si fa lavorando, insomma. Infatti. Quindi il luogo di lavoro diventa sempre più importante, però il Covid ha dato una spinta notevole a cambiare questo approccio da parte del lavoratore.
Infatti non stavo pensando, si fanno corsi di formazione su tante cose, a volte bisogna anche fare corsi per stimolare gli imprenditori a creare degli habitat aziendali che possano essere attrattivi per far sì che ma ci sono anche questi corsi, ce ne fanno, dai. Ce ne sono, ne abbiamo fatti un po' tutti, ma... Ci sono comunque. Allora Presidente, io la ringrazio tantissimo, abbiamo fatto una divagazione anche molto interessante su diversi temi, quindi la ringrazio di essere stata qui con noi. Ed avete tanto lavoro in questo periodo? Sì, in questo periodo sì, continua. Continua, quindi c'è l'incremento comunque nella... Sì, c'è l'incremento, diciamo che anche la formazione è evoluta, grazie se vogliamo anche al Covid, che alcuni lati positivi li ha avuti, perché riusciamo a fare formazione anche a distanza, quindi anche in videoconferenza. E quindi mantenete i corsi a distanza? Sì, sì, tra l'altro sono stati equiparati ai corsi in presenza, cioè in aula. Quindi questo lo possiamo ufficializzare, è un dato di fatto? Sì, sì, è un dato di fatto, si possono fare anche sulla sicurezza corsi in aula, corsi quindi in presenza, diciamo, certo, oppure anche in aula, diciamo proprio fisicamente, in videoconferenza equiparata alla presenza e poi ci sono i corsi nell'e-learning. Chiaro che i corsi che prevedono un addestramento pratico tipo l'uso di un carrello elevatore, quelli no, quelli devono essere fatti con il carrello elevatore, per cui non possono essere fatti a distanza. Quindi avete anche delle strumentazioni che vengono utilizzate Tutti per i corsi delle simulazioni. che richiedono un addestramento. Perfetto, sì. I corsi hanno un addestramento, questa è una cosa importante che magari tanto non ne sono a conoscenza, magari famiglie di persone che sono state coinvolte. Presidente, grazie ancora, voi telespettatori lascio naturalmente alla pubblicità, poi ci rivediamo insieme con altre interviste, altri approfondimenti. A dopo.